La mancanza di spazi adeguati e l'insensibilità di chi dovrebbe organizzare il bene pubblico porta i nostri musicisti a funambolici giochi di prestigio per riuscire a suonare il jazz. Per fortuna, una biblioteca comunale può ad un tratto trasformarsi in un jazz club, in men che non si dica. Sei stato uno dei pochi musicisti veneti a frequentare il mitico Berklee College of Music di Boston, diplomandoti con lode. Ci puoi raccontare questa tua esperienza? Beh, per me è stata un'esperienza fantastica perché tanto non avrei mai pensato di andarci, è stato tutto un po' per caso perché sono andato a fare il corso di Umbria Jazz Clinics nell'88 e lì, senza saper niente, alla fine ho vinto una borsa di studio, perché all'epoca ancora le davano in maniera piuttosto fricchettona, così senza che tu sapessi, e alla fine ti trovavi la borsa di studio. Quindi mi hanno dato una borsa di studio gli americani qui del Berklee College e sono rimasto lì 2 anni e mezzo a Boston. E ho incontrato un sacco di gente importante che mi ha insegnato un sacco di cose. La scuola in sé all'epoca era ancora poco protesa verso il business, diciamo che adesso è un po' complicato ad andarci perché economicamente, anche se ti danno le borse di studio, costa molto. E quindi adesso la cosa mi lascia un po' così, mi dispiace che questa cosa sia troppo squilibrata e orientata verso appunto guadagnare i soldi. All'epoca era molto meno, mi ricordo che ho pagato $500 a semestre, che era niente rispetto a quello che si paga adesso. La borsa mi dava quasi il 90% del costo, copriva quasi il 90% del costo. A me è piaciuto molto perché lì cioè io ho avuto l'occasione di studiare con della gente pazzesca e di avere dei compagni di scuola, diciamo, veramente mostruosi. Diciamo che per me andare a Berklee è stato codificare un linguaggio che avevo intuito, suonavo per intuizione, ma non avevo codificato, diciamo. Adesso questo passo l'ho dovuto fare, mi è servito molto, anche se ho 10 anni precedenti alla scuola molto, diciamo, da musicista creativo senza tanta teoria, diciamo, ecco, andavo molto a orecchio, non sapevo bene gli accordi, i giri armonici, cioè li sapevo, ma li sapevo a intuito e non. Adesso so un sacco di cose anche in maniera teorica, riesco quindi a insegnarle, per questo abbiamo messo su questa scuola qui a Mogliano. Comunque abbiamo fatto un gemellaggio con Umbria Jazz Festival, con Umbria Jazz Clinics, i corsi che fanno al festival. E da lì molti vanno a Boston, cioè noi diamo delle borse di studio ai nostri allievi che vanno a studiare lì c'è il Berklee College che dà altre borse di studio per andare a studiare a Boston, quindi c'è qualcuno che ci ha già andato, anzi abbiamo 6 allievi fino adesso che sono stati a Boston a studiare. E insomma la cosa è molto interessante, anche se appunto ti dico la scuola è sempre più impegnativa dal punto di vista economico. Comunque è stata un'esperienza fantastica, probabilmente sono tutti i contatti che ho adesso li devo a quei 2 anni e mezzo di Boston e quell'anno di New York che ho fatto in successione. Però insomma, una scusa o un'altra, andare in America dove è nato il jazz per uno che suona jazz è secondo me indispensabile. Certe volte accadono robe strepitose e non c'è il ponte vero, cioè io ho cercato nel mio piccolo di crearne uno con Boston, passando per Perugia, ma non so, io faccio qualche data a Roma ultimamente, ho suonato la Notte Bianca, fatalità c'era il telegiornale, l'Italia 1, 4, 5, erano tutti là e mi hanno filmato, sono uscito sul telegiornale, no? Cose così qua non succedono.
non così, cioè hai qualche amico come voi che fanno delle cose importanti, però non c'è tutto l'aggancio poi, no? Cioè, queste cose dovrebbero uscire nei circuiti, sapere che ci sono, avere la che fa i salti e filma senza che tu debba andare lì a telefonargli e provare a vedere se qualcuno ti raccomanda. E tutte queste cose qua fanno il Veneto un grosso problema danno al Veneto, al musicista veneto, grossa difficoltà. E quindi uno a un certo punto va a Parigi, va a Roma, va a Milano, oppure migra, diciamo, in Barcellona anche qualcuno, anche se anche lì non è che c'è proprio sta roba pazzesca. Già Roma è già meglio, insomma, diciamo. Milano un po' così così. L'incontro con il veneziano David Boato è l'inizio dell'epilogo di questo nostro viaggio nel jazz veneto. Facciamo visita allora ad alcuni musicisti dell'area veneziana. Alla guida della scuola Thelonious Monk di Dolo, ora a Mira, fondata nel 1987, c'è Mauro Bordignon. Quale impegno determina un anno di studio alla Thelonious Monk? Ma l'impegno che noi richiediamo è abbastanza assiduo. Noi facciamo per ragazzi che fin dall'inizio studiano con noi o che vengono a studiare con noi quando già conoscono lo strumento, sanno già un po' suonare, richiediamo di partecipare oltre alla lezione di strumento alle lezioni di teoria e armonia e alle lezioni di guida all'ascolto, attraverso le quali noi spieghiamo le strutture della musica jazz, le strutture dei brani jazz. E insegniamo loro come queste strutture possono essere assimilate attraverso lo studio e con lo strumento e con la voce. E poi una seconda fase è quella dello studio con la musica d'insieme. Suonare il jazz, la musica in generale, suonare nella scuola lo sento molto come un momento di condivisione per i ragazzi e credo che loro debbano sentire che fanno parte di un gruppo, cioè che andare a lezione, quando noi facciamo le lezioni nei gruppi di musica insieme, sia un impegno perché tu sei parte di un gruppo e non è una cosa tua individuale che vai a fare. E credo che riusciamo abbastanza a trasmettere questo principio e questo senso di partecipazione ai nostri studenti. È molto importante secondo noi questo aspetto qua, ne parlavamo proprio qualche giorno fa, perché tu sei parte di un gruppo e come parte di un gruppo hai delle responsabilità all'interno del gruppo e all'interno di un gruppo hai qualcuno che suona meglio di te e che ti stimola a fare meglio perché quell'altro che è più bravo di te fa più assoli, perché quell'altro che è più bravo di te suona un po' di più, perché quell'altro che... E allora c'è questo continuo lavoro di cementazione del gruppo che deve crescere e formarsi insieme e continuamente un po' di stimolo reciproco. E io vedo che quando noi poi andiamo a suonare fuori si vede che è un gruppo, cioè quando noi andiamo a suonare fuori con la nostra scuola, che sia nei locali o in qualche piccola rassegna, si vede che siamo un gruppo che sta bene insieme e noi crediamo che sia molto importante questo aspetto qui. Nicola Fazzini condivide con Mauro l'esperienza di docente. Ai nostri giovani musicisti è vivamente consigliato uscire e andare all'estero. Tu che hai scelto di studiare in Austria e a Parigi, lo ritieni oggi ancora necessario? Quando io ho cominciato a suonare, avevo 16 anni e ero un autodidatta e mi resi conto subito, studiando, che anche andando a lezione da bravissimi musicisti, le basi della musica erano per me difficili da raggiungere se non attraverso uno studio accademico e in quell'epoca non esisteva il jazz nei conservatori come adesso, non esistevano una quantità di scuole come adesso, una quantità di musicisti che c'è ora e quindi per me è stata quasi una necessità nel momento in cui ho sentito questa passione e questo interesse per la musica di dire vado all'estero a studiare perché non c'era altra possibilità, cioè, è stata una bellissima esperienza anche di vita ovviamente, però è stato per me una scelta obbligata, per cui sono andato a studiare, ho frequentato la musica Hochschule di Graz per 5 anni, ho vissuto 5-6, quasi 6, dove
è stata una bellissima esperienza anche musicalmente, dove anche da parte delle strutture pubbliche c'è un'attenzione per questa musica sicuramente maggiore che in Italia, nonostante che l'Austria abbia una tradizione della musica classica, assolutamente. Però esistono dipartimenti di jazz ad hoc, esistono edifici dove esiste il corso di jazz esclusivamente, e proprio per il corso di jazz, non come da noi che c'è la classe di jazz in mezzo a tante altre esistono. Quindi ho avuto la possibilità di frequentare seminari con grandissimi musicisti, di suonare con grandissimi musicisti americani di passaggio, è stata una bella esperienza.